Lo zaino sulle spalle, una bussola, una cartina e il mio destino. Alzo lo sguardo verso la vetta, lei mi chiama e io risponderò. Il sentiero è nel respiro, nell'ascesa io crescerò. Eccoci qua, quinto giorno di questo viaggio dell'Alta Via e sono arrivato a Passo Giao e io non mi fermo nonostante le difficoltà, quindi oggi Passo Giao e Nuvolao. Proverò a fare la ferrata Ragusela che dal fianco sud orientale del Nuvolao porta in cima al rifugio Nuvolao e poi farò un giro ad anello scendendo dall'altro lato per tornare a Passo Giao. Oggi me la gioco così la quinta tappa. Rifugio Nuvolao ferrata, di qua e si sale. Preso il bivio per la ferrata che porta in cima al Nuvolao e ho già messo l'imbrago perché non so se dopo ci saranno punti in cui ci si può vestire. Questa prima parte è ancora sentiero e poi credo tra un po' inizia la ferrata che non dovrebbe essere troppo difficile da quello che ho detto, ma vedremo. Nel caso ci vediamo alla prossima video. Dai, ce la si fa. Qua il grosso della salita è così, zig zag su zig zag, pendenza da mettersi a vomitare e niente, a saperlo prima il kit della ferrata mi mettevo direttamente più su che sto a fare la sauna con sto casco, c'è una serra, mi stanno a crescere i pomodori in testa, ovviamente pelati, vabbè. E che ho visto che la ferrata da una cosa all'altra parte a 150 metri dalla vetta, non prima. Ma è previsto che ci sia una ferrata sul vostro sentiero con la ferrata? Oh, eh? Eccola là la ferrata, mamma mia. Vabbè, si comincia, questa sarà bella tosta, quella parete verticale, però in salita è sempre meglio che in discesa. Dai, fai pure questo.
la ferrata fatta. Io non ho mai fatto una parete così e è stato adrenalinico e molto figo e ho superato pure questo. Che sta paura è andata come sul Tasinner. E nuolau e lau. Ora deve salire qua e poi l'ultima parte è ferrata e poi finalmente nuolau. Se viene a piovere sono cazzi amari, ma veramente amari. Mi sa che un po' ne farà, vabbè, me ne sarò a rifugio finché non smette, se smette. Ferrata carusella finita e ora pochi metri la cima del nuvolau. Rifugio nuvolau 2572 o 74. Fatta. Alla faccia di chi mette i bastoni tra le ruote. Non so se la cosa più appagante sarà il panino o il panorama. Fai una roba, il panino e il panorama, con una birra e sei a posto. Ma sono già finito perché io sono alcolista, quindi con un sorso andata. Figurati. La prima poi, cioè la prima è così. Poi cioè. vabbè, diciamo che quel formato lì è illegale. Sì. Track è già finita. Non è una piccola, non è una mezza. Ma no, ma è... No, nel senso io ho chiesto una birra, non uno shot, è quello il punto. Ti costringono a berne due. Veramente mi sto contenendo perché vorrei farmi la seconda ferrata di là. Sì, falla. È bella. Questa qua, cioè alla fine, vabbè, due pezzetti, Allora. una cagatina. Questa un pelino di più, c'hai un gradino sopra, perché ci sono due punti dove devi proprio attaccare di peso sulla... Si fa. Però si fa. Sì. La devi fare, se sei qua hai fatto questa, guarda che bel dalla sopra c'è un panorama stupendo. Come li chiami? Claudio. Io Matteo, piacere. Piacere. Dove sei Matteo? Di Roma. Mi sa che si sente un po'. Adesso sì, però sai, dire Roma io, cioè sento l'accento, chiaramente la cadenza, però poi Roma o là, per me Vabbè, sì. non è facile identificare. Sei qui in vacanza? Eh sì, stavo facendo l'alta via. Ah, stai facendo l'altra via? E non dormi qua da noi?
Se ci avete posto, sì. Sai che non lo so se forse c'è ancora posto, adesso vi chiedo. Perché sto facendo tutto in tenda io. Ma questo sera è uno spettacolo. Lo so. Si mangia bene, la cena. No, lo so. Paninazzo, birra, cima del nuovo Lau ed è più che poi. Mo se mangia, Dai. Dunque, per ricapitolare da questo lato, Marmolada, giù in fondo Catinaccio e il gruppo del Sella, il Pizboe, gruppo delle Odle Puez, vabbè, Averau, Laga Zuoi, gruppo del Fanes, Senes Fanes, le Tofane, Cristallo, sotto c'è Cortina, poi Sorapis, dietro l'Antelao e qui il Formin. Mi lascio alle spalle il rifugio Nuolau, esperienza meravigliosa soprattutto dopo la ferrata Ragusela, e adesso scendo verso Forcella Nuolau dove c'è il rifugio Averau e da lì ritaglio dall'altro lato del monte Nuolau fino al passo Giau, altrimenti l'alternativa sarebbe passare per il rifugio Scoiattoli alle 5 Tori che avete visto qui sotto e fare un giro più lungo di sali e scendi, ma preferisco passare dall'Averau piuttosto che dallo Scoiattoli. Tappa acqua al rifugio Averau, mazza quanto se la fanno pagare tutti questi rifugi, e un po' scontrosetta la signora, sembrava che avesse un po' dormito col culo scoperto, e vabbè, adesso scendo, mi sa che più in bastoncini perché mi sa che è ripidina. Nuolau.
Oddio, ma tocca risalire. Ma porca puttana. Devo risalire lassù. E poi stava là. Vabbè. Poi la cosa bella è che all'inizio alla Verau diceva per il Passo Giao 1 ora. Ok. Ma abbiamo fatto tutto il discesone da lassù. Ho fatto tutto il discesone da lassù. Altro cartello qui al bivio, 50 minuti. Ma dove cazzo vivete? Nella stanza dello spirito e del tempo? Vabbè. Cioè, definirla discesa questa è una cattiveria gratuita. La discesa da Nuvolao al Passo Giao. Salita in picchiata. Ma riparte. Io sono arrivato a Passo Giao, sono le 6:20. Anche oggi un vestito brucio di culo. L'hotel è chiuso, volevo provare a chiedere un posto letto, ma niente, quindi ridormirò in macchina, credo. Sempre per non rischiare, anche che questo è un posto straturistico. E vediamo domani quale sarà il programma. Tanto sono strasoddisfatto di aver proseguito a modo mio, di aver fatto questa ferrata più tosta di quelle che avevo fatto, anche se per tratti brevi, di aver visto il Nuvolao, un panorama pazzesco, che in parte si apprezza anche da qua, ma da su si vede tutto, cioè non a caso è chiamata la terrazza delle Dolomiti, veramente emozionante. E dai, io vi ringrazio per avermi seguito anche quest'oggi e ci vediamo con la prossima tappa. Dai!